Martedì 29 luglio, Santa Marta Vergine. È il 210° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 155 al termine. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:42. La luna si leva alle 10:54 e tramonta alle 22:41. Gli austriaci iniziano un terribile bombardamento su Venezia. Svegliate in piena notte dal tremendo frastuono, le donne escono dalle case con i bimbi al collo brontolando «Nati d'un cande un todesco, neanche a dormire in pace in lassa. Viva Venezia!». Durato 24 giorni, il bombardamento provoca 120 incendi, prontamente domati dalla popolazione sempre calma e disciplinata e senza mai nessuno che si lagni o inveisca contro il governo. Sulla città cadono circa 23.000 proiettili, argutamente chiamati Naranze de Vienna, che i veneziani raccolgono e vendono all'arsenale, ricavandone un discreto guadagno. Le previsioni per domani. Tempo variabile, a tratti instabile, con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite, specie nella seconda parte della giornata. Saranno probabili già nel corso della mattinata precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale, a partire dalle zone montane, in trasferimento alla pianura nel pomeriggio. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in locale diminuzione sui settori montani e interni della pianura. Venti in quota moderati dai quadranti settentrionali.